Cari amici di Doing a Book, dopo essere andati in giro per tutta l'Europa finalmente si torna a casa ed è proprio qui a Trieste, nella nostra bellissima città, che voglio dedicare un po' di spazio e raccontarvi le sue storie. Grazie all'esperto di pietre Bruno Ricamo potremo raccontare e tirare fuori qualche segreto dei palazzi di Trieste e scoprire dove e come soprattutto è stata utilizzata la pietra di Auresina. Cari amici di Doing a Book, ci troviamo davanti al Palazzo del Lodo Austriaco, oggi regione ma in passato luogo di mille affari e mille attività. Questo palazzo fu costruito in tempo austro-ungarico per appunto far trovare una sede per l'amministrazione della nuova marina austro-ungarica. Un fondatore tra l'altro è Ludwig von Bruck, che chi qualche tempo fa andava all'Agenzia delle Entrate, questa era in via Ludwig von Bruck, nessuno sapeva chi è, nessuno sa più o meno chi era uno dei fondatori del Lloyd austriaco. Il nostro barone Ludwig von Bruck di fatto era prussiano e quindi sia pur funzionario di altissimo livello dell'impero austro-ungarico, a questo punto da Trieste fece carriera e diventò ministro delle finanze con l'imperatore Francesco Giuseppe. A questo punto successe la battaglia di Solferino, là l'Italia non fece una bella figura. Nella prosecuzione delle puntate, quindi approfondite questo passaggio e dopodiché vediamo di svelare il perché il barone von Bruck si suicidò. Una storiella abbastanza particolare e quindi alla prossima puntata la spiegazione della seconda parte. A Trieste praticamente tutti i gradini dell'entrata delle case costruite durante l'impero austro-ungarico ma anche dopo durante l'Italia sono in auresina fiorita. Anche in era precedente, prima della ferrovia meridionale 1853, praticamente per strada del Friuli arrivavano i gradini già preparati ad auresina e via Buoi arrivava giù strada del Friuli. Dopodiché con la ferrovia meridionale tutto si incrementò, la logistica diventò molto più facile e di conseguenza Trieste fu praticamente inondata della pietra di auresina. A questo punto pochi notano, ma tutte le entrate delle case sono in auresina fiorita, praticamente come i gradini che vedete qui all'entrata del Lloyd, adesso regione Lloyd austriaco. Perché questo? Perché l'auresina fiorita si presta estremamente per la sua compattezza, per l'uso nei gradini, infatti pochissimi di questi sono lucidi, quasi tutti permangono come qua bocciardati. Perché questo è particolare? Perché praticamente è come camminare sul Carso nel Mesozoico, ovvero 70 milioni di anni fa, dove praticamente Auresina era sul fondo del mare e praticamente a seconda della forza delle onde le conchiglie venivano più o meno frantumate. Nel periodo dell'auresina fiorita, ovvero dove le conchiglie sono integre, praticamente le onde erano inesistenti, quindi c'era molta calma piatta e le conchiglie rimasero praticamente perfette. Quindi qua per terra vedete queste conchiglie, in altre situazioni sono molto più evidenti, ma questa è la lavorazione del bocciardato il bocciardato dove si perde un po' la qualità della forma della conchiglia, e quindi praticamente nessuno lo sa, ma quando entrate nelle vecchie case è come camminare per fare una passeggiata sul Carso 70 milioni di anni fa. Eravamo andati per filmare il Palazzo delle Generali e di fronte, dando un'occhiata all'entrata della casa del lavoratore portuale, abbiamo visto un pavimento particolarmente esplicativo del discorso di prima, ovvero
delle varie ere geologiche di 70 milioni di anni fa, quando le onde erano più o meno forti, che frantunavano più o meno le conchiglie sul fondo del mare. Qua abbiamo l'Auresina fiorita con bellissimi esempi di conchiglie, intramezzata con Repen, che è più scuro, questo ha 20 milioni di anni di più e viene da Marrupino. Poco più in là abbiamo proprio una netta distinzione, sarà passato qualche milione d'anni e chiaramente dalle conchiglie quasi intere le abbiamo completamente frantumate nella Auresina chiara. Quindi qua abbiamo proprio un esempio di com'era il Carso 70-80 milioni di anni fa. Siamo all'entrata delle Assicurazioni Generali, fondata nel 1831. Ovviamente il massimo dell'opulenza, fondata tra Trieste, parte austriaca, e Venezia, parte italiana. Questa entrata ovviamente sempre opulente, cioè i gradini sono sempre in marmo di Auresina, mentre le facciate sono spesso in Istria. Perché Istria? Canfanaro, Braccio, perché? Perché era molto più facile la logistica, far arrivare la pietra molto pesante per nave era molto meno complicata che farla arrivare dalla strada del Friuli. Tutto cambia quando si inaugura la ferrovia meridionale 1853. Da quel momento praticamente non c'è gradino di Trieste, Vienna e Budapest che non sia in Auresina. Siamo adesso davanti il Palazzo Aedes, il palazzo in mattoni che sta all'entrata del canale di Ponterosso. Qua siamo in una costruzione ormai non più austro-ungarica ma italiana. Qua c'è qualche azzardo in più, c'è sempre questo abbinamento tra pietre d'Auresina e vari tipi di Istria. Qua c'è stato un primo azzardo, quando l'architetto ha abbinato il Repen con il rosa Portogallo. Quindi chi capita di entrare in qualche ufficio del Palazzo Aedes, ovvero Mattoni Rossi e Assicurazioni Generali, provi a guardare per terra e vedrà questo abbinamento tra rosa e grigio che è molto piaciuto e si trova anche in altri condomini di alta qualità a Trieste. Siamo ora sul canale Ponterosso, siamo in era pre-ferrovia meridionale, al momento della costruzione del porto. Tutta questa arenaria, quantità enormi di masegni e per costruire tanto la pavimentazione che le banchine del porto, da dove arrivavano? L'ipotesi più probabile è praticamente dalla cava, che era praticamente l'attuale via Udine. Via Udine che è stata praticamente costruita sul sedime della cava da cui dovrebbero arrivare tutti i masegni che hanno contribuito a costruire il porto. Siamo adesso con un'altra veduta sempre da canale di Ponterosso. In fondo c'è tutta una serie di palazzi, tutti ovviamente con una consistente parte in pietra d'Auresina assieme alla pietra d'Istria. In fondo è la chiesa luterana. La chiesa luterana è anche un altro esempio di costruzione in Auresina. Pochi sanno, ma i muratori che hanno costruito in quel periodo la chiesa luterana e molti altri palazzi sono svizzeri. Questo è un argomento che toccheremo nelle prossime puntate, ad esempio con la Scala dei Giganti e altri palazzi che vi illustreremo nelle prossime puntate.